Ben ritrovati cattoliche dintorni, un ponte che avvicina e che congiunge l'immagine scelta dall'Alta Scuola per l'Ambiente per il convegno che ha messo a confronto l'attività svolta da Public Utilities e fondazioni. Tra i numerosi relatori noi abbiamo sentito Giuliano Zuccoli, Presidente del Consiglio di Gestione di A2A, e Monsignor Lorenzo Loppa, Vescovo di Anagni Alatri. Vediamo insieme il servizio. Dottor Scuri, quali sono le buone azioni che la Legge Group ha realizzato in questi anni a sostegno dell'ambiente? Ne ha fatte parecchie, perché sia nel settore ambientale, incrementando la raccolta differenziata in maniera significativa, a tutti gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti per la valorizzazione degli stessi in termini energetici. Oltre a questo, la nostra produzione di energia elettrica è tutta da fonti rinnovabili, idroelettrico, solare e altre energie, biomasse, eccetera. Quindi le azioni le abbiamo fatte proprio quasi esclusivamente, direi, nell'ottica dell'attenzione all'ambiente. Dottor Zuccoli, oggi qua discutiamo di buone azioni per l'ambiente. A2A cosa ha fatto in questi anni e cosa sta facendo per sostenere l'ambiente? A2A ha una storia non solo limitata agli ultimi anni, ma una storia centenaria di particolare attenzione a queste tematiche, e poi di recente ha fatto delle scelte strategiche rilevanti. Cioè abbiamo detto, noi vogliamo riconcentrarci, parlo della produzione di energia elettrica in questo momento, in quel settore dove siamo bravi, quindi l'idroelettrico, quindi l'operazione del Monte Nero. Sul territorio invece abbiamo in atto due operazioni, altrettanto mio parere, che danno in evidenza come quello che stiamo dicendo coincide con quello che stiamo facendo. Da un lato questa cosa del teleriscaldamento, in particolare a Milano, perché Brescia è già ben dotata, attraverso anche uno strumento innovativo che è quello dell'uso del calore della falda per scaldare le case, quindi ha impatto zero. E poi l'altra grande avventura è quella dell'auto elettrica, nel quale io credo molto, perché quella cambierà il modo di vivere nelle città. Cioè il problema ambientale non è uguale dappertutto. Per il futuro ci sono già iniziative programmate? Sì, ne abbiamo una serie, la più imminente è un impianto che produrrà energia dal legno che noi raccogliamo nei comuni e che andrebbe a scarto, e invece lo utilizzeremo per produrre energia collegandoci alla rete di teleriscaldamento della città di Cremona. Tre buone azioni dovrebbero intraprendere per aiutare anche la nostra città a migliorare le condizioni. Io credo che il concetto, non dico di risparmio, ma di contenimento dei consumi dell'energia, faccio in questo caso, mi riferisco a quel settore specifico, è rilevante. E cioè sappiamo che per scaldare le case al nord Italia ci vuole un mucchio di metano, bisogna risparmiare. Noi sappiamo che non valutiamo spesso che la sera accesa la lampadina negli uffici, nelle nostre camere da letto per tutto il giorno, è uno spreco di energia. Così come per i rifiuti, perché è esattamente la stessa cosa. Lei, per migliorare la società e l'ambiente al giorno d'oggi, quali cambiamenti appunto occorrerebbero? Il cambiamento fondamentale è un cambiamento di sguardo sulla vita, quindi un cambiamento della coscienza. Penso ci siano state tante maturazioni nella storia dell'umanità, tante rivoluzioni, tanti cambiamenti, però credo, se non vogliamo rischiare che magari cambiando una situazione il mondo di prima non venga per tanti versi nel mondo nuovo, penso che debba cambiare la coscienza, il cuore, come dice la Bibbia, delle persone. Parleremo ora di diritti e immigrazione, una situazione che è diventata un'emergenza in questi giorni a Brescia, con Monsignor Agostino Marchetto, già segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti, e con Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissario ONU per i Rifugiati.
Monsignor Marchetto, lei che ha un punto di vista privilegiato, se così possiamo dire, considera giusto ritenere l'immigrazione una risorsa oppure una minaccia? Io ho sempre detto che la migrazione è una risorsa, è una sfida, è un problema. E bisogna mettere insieme tutte queste tre definizioni, diciamo, o asserzioni, perché allora solamente c'è possibilità di un certo equilibrio nell'affrontare questo che il Papa chiama un macro fenomeno, e cioè uno dei grandi fenomeni che caratterizzano il mondo di oggi e che noi cattolici chiamiamo segno dei tempi, a cui dobbiamo rispondere. Secondo lei cosa manca quindi in Italia per far sì che gli immigranti trovino una giusta accoglienza nel nostro paese? Investire nell'integrazione. E noi come Chiesa, non solo il Vaticano o Santa Sede, abbiamo sempre usato la congiunzione e, che troviamo particolarmente cattolica, come diceva già von Balthasar, no? Dice ci vuole accoglienza e sicurezza, ci vuole diritti e doveri, ci vuole certo sicurezza e integrazione. Signora Laura Boldrini, la crisi che sta attraversando il nostro paese sta colpendo sicuramente in modo significativo anche gli immigranti. E cosa significa questo per loro? Beh, diciamo che la crisi economica non grazia a nessuno, colpisce gli italiani, colpisce i migranti, colpisce i rifugiati che con più facilità vengono licenziati e che ricevono anche meno benefici, specialmente quando i benefici sono legati alla residenza. Uno dei problemi che noi stiamo evidenziando per quanto riguarda i rifugiati è il fatto che loro, avendo permesso di soggiorno, avendo quindi diritti equiparati ai comunitari, hanno però problemi a ricevere, a poter avere la residenza sul territorio, perché in molti comuni si sta sviluppando questa tendenza di non consentire l'iscrizione anagrafica. Lei nel suo libro parla di false equazioni riguardanti l'informazione dominante, quindi quella che tutti possono ascoltare dai mass media. Cosa intende esattamente? Ma io intendo che i media, così come la politica, hanno enormi responsabilità rispetto al modo in cui oggi gli italiani percepiscono l'immigrazione. Ed è un modo sicuramente negativo, perché negli anni il dibattito pubblico si è proprio cristallizzato sull'equazione immigrazione uguale minaccia alla sicurezza, e perché è stato sempre fatto un discorso molto superficiale, molto allarmistico, sensazionalistico, mentre è mancata un'analisi sui cambiamenti della società italiana dovuti appunto alla presenza degli immigrati e dei rifugiati. Non c'è stato un modo equilibrato di rappresentare questa nuova realtà, e quindi le persone si sono sentite sopraffatte dalla paura, dall'ansia, perché questo era il messaggio e politico e mediatico che usciva. E ora la parola a Silvia per qualche consiglio di buona lettura. Il primo libro di cui parliamo è questo, considerato il manifesto del movimento No Global. È uscito nel 2000, ma è comunque sempre molto attuale. L'autrice è Naomi Klein, una giornalista e attivista canadese che collabora con importanti testate statunitensi e inglesi, come il New York Times e il Guardian. In questo libro l'autrice spiega al lettore come sia cambiata l'importanza del marchio negli ultimi 20 anni. Se la fase di produzione prima era indispensabile, ora questa passa in secondo piano, perché tutte le aziende decidono di spendere la maggior parte dei soldi per creare un marchio potente. Ma questo va ovviamente a discapito della fase di produzione, che viene affidata ai paesi del terzo mondo, sfruttando così bambini e adulti. Insomma, un libro che vi aprirà gli occhi. Questo è il No Logo di Naomi Klein.
E il prossimo libro di cui parliamo è questo, la serie è breve ma quasi commovente. Antonio José Bolívar è il protagonista, è un esperto della foresta. Si trova a El Idilio, un paese dove la sua presenza è fondamentale per cacciare un feroce felino che sta uccidendo tutti gli abitanti per vendicarsi della morte dei suoi cuccioli. Sarà proprio a El Idilio che Antonio scoprirà di saper leggere e la sua passione per i romanzi d'amore crescerà ogni giorno di più. Perché è proprio con la lettura che Antonio sogna. Questo è il vecchio che leggeva romanzi d'amore di Luis Sepúlveda. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Ed infine l'ultimo libro di cui parliamo è questo, di un autore molto speciale e famoso in tutto il mondo, non tanto per i suoi libri quanto per la sua vita. Sto parlando di lui, Patch Adams, il medico clown che ha scelto come prima forma di cura il sorriso, l'allegria e l'amore. In questo libro intitolato Salute, Patch Adams spiega al lettore la sua vita, racconta la sua vita e il suo lavoro, che altro non è che una forma di piacere. Patch Adams, questo medico clown, ha fondato nel West Virginia Gesundheit, una casa ospedale che ha curato gratuitamente più di 15.000 persone. Questo medico clown ha dedicato e dedica tuttora tutta la sua vita agli altri, portando sempre con sé un naso rosso e la promessa di non arrendersi mai alle difficoltà e alle tristezze. Questo è Gesundheit, Salute, di Patch Adams. Bene, ora noi ci fermiamo qui, io vi do appuntamento la prossima settimana alle 20:45, non più alle 20:30 su Teletutto. Grazie per essere stati con noi.